Ehi, qua su, Astro Boy. Se credi di venire qui e soffiarci il posto da primo premio, sei fuori. Di brutto! Aiutatemi a liberarmi! Come no? Col piedone! Verso l'infinito e il piedone! Boom! Nel vuoto cosmico non ti sente nessuno! Lasciami! Come è stato doppiare un cowboy così famoso? Non è stato facile per niente, per me è una grande emozione, è stata, soprattutto perché io ero amico di Fabrizio, abbiamo fatto tante cose assieme, abbiamo giocato a calcio insieme per tantissimi anni nella nazionale degli attori e quindi è un'eredità molto pesante, è un momento agrodolce, diciamo, emozionante ma anche un grande omaggio, spero, con quello che io ho fatto, di non aver fatto rimpiangere. Spero che Fabrizio sia contento, ecco, questo l'ho fatto con tutta l'umiltà. Seguendo quello che ha fatto l'attore all'origine, cioè Tom Hanks, che io conosco molto bene, ci conosciamo insomma con Tom Hanks, però grande affetto a Fabrizio e tutto il lavoro che ho fatto è comunque dedicato a lui. Il ricordo di quel 95, il ricordo di questo 2019, cos'è diventata e cos'è stata e cosa diventerà ancora Hai un amico mio? Sì, quando me l'hanno proposto all'epoca ho voluto sapere dove entrava, che cosa succedeva e quindi sono stato estremamente sorpreso del film, un film bellissimo, innovativo, sia nella tecnica che nella storia, insomma era bellissimo. Le canzoni le ho trovate, sono molto carine e se c'è un ricordo che devo dire proprio il duo che ho fatto con Fabrizio Frizzi e che ancora mi rimane nel cuore, ecco, grazie all'amicizia di Fabrizio. Ciao ragazzi. Ciao a te. Da giovanissimi, da fan della saga, da fan di Toy Story, com'è stato reinterpretare una canzone così iconica in un film così importante? È stata un'esperienza incredibile, piena di responsabilità, ma una responsabilità che ci siamo presi in maniera molto leggera, naturale, perché noi abbiamo detto, noi la cerchiamo di rendere più nostra possibile, chitarra voce con qualche fischietto, a noi piaceva tanto e l'abbiamo mandata e abbiamo detto a noi piace, se trasmette quell'empatia anche alle persone che decideranno se prenderlo o meno o al pubblico, questo lo decideranno loro, noi il nostro l'abbiamo fatto al meglio che potevamo e dopo la prima di ieri sera, che c'è stata un'altra prima, i più intima e dopo i complimenti di Riccardo Cocciante e la conoscenza approfondita che abbiamo avuto, mi sembra che il cerchio si sia chiuso alla perfezione. Personaggio preferito? Woody per me. Ma mi piacciono tutti in generale, Bebop, la ragazza, esatto. Penso rappresenti anche un po' la mia personalità. Strano perché è una ragazza però, sì. Non andrete da nessuna parte. Woody, dietro di te! Se c'è una cosa che so, è che un giocattolo non smette mai di lavorare.